Ciao a tutti, sono Michele Castro, sono di Bari, vivo in Friuli da 24 anni e attualmente vivo a Fagagna e sono un ambassador di Promoturismo FVG. Per me essere ambassador significa vedere luoghi con occhi diversi, no? Perché io, non essendo friulano, ho cominciato a visitare il Friuli come se fosse per me un luogo nuovo, come fa un turista quando va in giro, che si mette a fotografare di tutto, così faccio ancora attualmente oggi, no? Quindi essere ambassador significa riportare le mie esperienze nel blog di Promoturismo FVG per far conoscere anche agli altri, insomma, le opportunità che ci sono per visitare la nostra terra. Perché, come spesso accade, si conoscono posti lontanissimi, però i posti vicino a casa si conoscono poco, no? L'Oasi dei Quadris l'ho scoperta per caso, ero in macchina e ho visto una cicogna che volava davanti a me, quasi come se mi indicasse una strada da seguire, no? Fino a quando ad un certo punto si è fermata e mi sono fermato anch'io per fotografarla e ho scoperto l'Oasi. È possibile visitarla girando, ci sono dei sentieri e ho cominciato così ad andare a piedi, a fare delle fotografie. Non ci sono solo le cicogne, ci sono soprattutto l'ibis eremita, c'è il cavallo selvatico europeo. Ogni anno agli inizi di marzo c'è la liberazione delle cicogne che vengono liberate dopo circa 3 anni che sono in voliera, e in quell'occasione anche i bambini danno il nome alle cicogne. L'Oasi di Fagagna dei Quadris si trova in una zona del Friuli che mi piace moltissimo perché amo la zona collinare, perché questi spazi aperti che si interrompono, colline, saliscendi, offrono spunti sempre per delle fotografie, perché mi piace molto fotografare. E questi paesaggi mi ricordano molto anche il popolo friulano, perché il friulano è una persona che si dice sia chiusa, che però sa aprirsi al momento giusto e offrire il meglio di sé, come questi panorami del Friuli collinare.